tour delle eccellenze e delle specialità del territorio a Pigna inizia proprio da qua, da un locale nuovo che è stato ricostruito su un vecchio edificio di un hotel, e ad accoglierci c'è proprio un proprietario, anzi i proprietari, che si chiamano... Buonasera, Jean-François. Valérie. Bene, e diciamo che questo locale ha una storia un po' particolare perché si vuole cercare un qualcosa di nuovo, di innovativo all'interno di questo borgo meraviglioso, e ce lo racconta Jean. Dopo una vita professionale nell'ambito industriale e anche a livello di direzione generale, mia moglie anche a suo livello di responsabilità commerciale nell'ambito dei trasporti, abbiamo deciso di cercare un altro modo di vita e abbiamo approfittato di un'opportunità. Dopo 25 anni, a dicembre 2021, l'alimentare nella parte alta del paese è stata chiusa e difatti abbiamo pensato a un concetto un po' particolare di alimentare e bistrò, e difatti abbiamo creato quello, alimentare, dove ci sono tanti prodotti per la gente locale ma anche per gli stranieri. Anche facciamo venire della merce che conosciamo dalla Bretagna o dal sud-ovest della Francia, e difatti si vende direttamente oppure facciamo girare verso il bistrò, così cerchiamo anche di sviluppare una certa economia circolare e che si butta di meno la roba. Bene, complimenti, devo dire che è stata una scelta di vita coraggiosa, ma anche dagli obiettivi più che sani, perché insomma avete scelto da una vita più caotica e più di stress, diciamo, di passare a un paese come questo, che insomma è un po' una piccola isola felice, è vero? È vero. Grazie per averci accolto a Pigna, noi proseguiamo il nostro tour. Proprio in prossimità dell'ingresso al paese, sotto il primo portico, abbiamo Daniele. Ciao Daniele, che ci accoglie con un buon bicchiere di vino locale. Daniele è qui da... sono da 23 anni che ho aperto questo locale. E offre le specialità del posto. Quindi Daniele, io ti ringrazio e assaggiamo il rossese locale. Daniele, devo dire che è buono, è molto molto buono. Ci mancherebbe, la ringrazio. Bene, quindi questo è un posto sicuramente dove fare tappa prima di arrivare nel cuore di questa perla dell'entroterra di Ponente Ligure. Piazza Castello a Pigna, dove la tradizione locale ci offre un'altra eccellenza gastronomica. Federico Lanteri, Osteria Martini, e il suo modo di cucinare il pesce che non viene proprio da lontano. No, viene da una ventina di chilometri a valle. Abbiamo la fortuna di avere il porto di Bordighera, col quale abbiamo un rapporto ormai da 3 generazioni, con i pescatori del porto ovviamente, quindi ci pregiamo del fatto di cucinare in Alta Val Nervia, in questa bellissima piazza, il pesce, che è piuttosto anomalo. La gente apprezza e in più abbiamo un'azienda agricola, quindi tutti i prodotti sono del territorio, e usiamo anche il bosco con la fermentazione per esempio dei muschi, con in questo periodo ci sono le ombrellifere, tutte quelle che sono la famiglia delle carote selvagge che facciamo impastellate. Ecco, è un modo un po' sfizioso di conoscere il territorio. Bene, e sappiamo che tu sei noto anche per un'altra cosa, perché tu fai insomma la cucina circolare, che ci spieghi tu in cosa consiste in poche parole. È una cucina che ormai adottano tantissimi cuochi, tantissimi chef. Consiste nel fatto, molto banalmente, di utilizzare tutte quelle che sono le parti di un ingrediente. L'esempio più classico: vogliamo fare una patata, bene, facciamo la patata al forno, la buccia la facciamo friggere, facciamo le chips per i nostri bambini, anche questo anche a casa, ecco, così possiamo utilizzare tutto. Bene, con questa tappa chiudiamo il nostro tour gastronomico delle eccellenze del territorio di Pigna e ci vediamo al prossimo borgo. Da Federico e da Dario Leggendario, al prossimo tour.